Buonasera a tutti. Allora, il progetto ha proponente una marcia da Napoli il 10 novembre a partire dalle ore 14:30 in testa tutta. Ebbene, utilizziamo questo progetto in nato da giovani, la cui educazione sociale è completamente diversa. Stiamo parlando di giovani lavoratori, giovani studenti, giovani universitari, giovani che appartengono alle realtà associative presenti sul territorio. Possiamo dire comunque giovani che hanno a cuore il futuro di questo terreno, giovani che vivono un presente amaro con un futuro pieno di incertezze, ma che con questo futuro pieno di incertezze vogliono ribadire il loro diritto alla vita. Ed è stato bello che questo progetto è stato poi abbracciato e portato avanti anche dalle associazioni e comitati che operano anche su questo territorio, come il coordinamento comunità Borghi, i cittadini di Campania per il piano alternativo dei rifiuti. È stato bello che lo stesso padre Diceggio appoggi questa iniziativa. Purtroppo il problema dei roghi tossici dello sversamento illegale sulle nostre terre è un problema che non ha riguardato sulla nostra realtà, è un'emergenza nazionale. Oggi ci sono amici di Taranto che vivono avere lo stesso problema e noi con questa marcia del 16 novembre vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini, tutti coloro che non sentono, che ancora non sono sensibilizzati